Allora, io penso che possiamo iniziare. Faccio giusto una velocissima presentazione, poi lascio la nostra Luigi. Visto che ci sono anche qualche faccia nuova, introduco un attimo che cos'è il Club STEM. Il Club STEM è una delle attività di risvegli culturali, è un'associazione di Marcianise che fa una serie di eventi per promuovere e per sviluppare la cultura marcianise. Tra le varie attività c'è il Club STEM che si occupa di aspetti scientifici, quindi o realizziamo progetti o collaboriamo con aziende, centri di ricerca, start-up, incubatori e così via. Oggi sono molto felice perché abbiamo la fortuna di avere il professore Pierluigi Arpenti, che è professore alla Federico II e si lavora al Prisma Lab, si occupa di attività di ricerca relative alla robotica. Io lo conosco personalmente perché durante gli ultimi anni dell'università insieme al professore siciliano si gestiva una serie di corsi, di serie di esami universitari relativi alla robotica, e veramente il Prisma Lab nel contesto non solo campano, non solo nazionale d'eccellenza ma ricerca. Io sia quando lavoravo in Germania sia quando sono stato in Australia, anche in ambito di ricerca nella robotica era noto sia il professore siciliano sia il Prisma Lab sia il sito di ricerca straniera. Quindi sono veramente molto contento di avere la fortuna di avere Pierluigi qui. Quindi direi diamo un applauso di incoraggiamento. Allora, buonasera a tutti, piacere di conoscervi. Sono Pierluigi Arpenti, sono ricercatore all'Università di Studi di Napoli Federico II. Ho anche dei corsi, diciamo ufficialmente non sono ancora professore, però diciamo dei corsi miei, quindi diciamo, la vita universitaria è un po' particolare. E vi presenterò un pochino le attività del Prisma Lab stasera, quindi faremo una panoramica più che altro su quello che facciamo in laboratorio, più che sulla robotica in generale. Poi chiaramente avete libertà di chiedermi tutto quello che vorrete, anche relativamente a alcuni aspetti della robotica, qualcosa che potreste aver visto ad esempio in TV, in documentari, ovunque, ok, se ne avete curiosità. Allora, partiamo appunto da cos'è il Prisma Lab. Il Prisma Lab di fatto è il più, diciamo così, se non unico laboratorio, il più antico e se non unico laboratorio di robotica dell'Università di Studi di Napoli Federico II. È un laboratorio che ha la sua sede principale nel polo di Via Claudia, non so se qualcuno c'è mai stato a Federico II, se conosce quindi la facoltà di ingegneria, ed è un laboratorio che fu fondato appunto dal professor siciliano da ben 35 anni fa, in realtà sarebbe 36 perché sono nel 1989, anzi 37 perché sono nel 2006. Laboratorio che nasce come laboratorio molto piccolo, per una propagine del corso di laurea allora di ingegneria elettronica, e che poi nel tempo ha acquisito sempre più importanza e sempre più riconoscibilità a livello internazionale. Quello che una volta era un piccolo laboratorio, diciamo così, nascosto tra virgolette in sottoscala del nostro dipartimento, che è il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione, poi il dipartimento che abbraccia tutti i corsi di laurea in Information Technology della Federico II, quindi ingegneria elettronica, ingegneria informatica, biomedica, delle telecomunicazioni, e appunto il corso di laurea a cui noi facciamo afferenza, ovvero ingegneria dell'automazione e robotica. Questo laboratorio, che prima era piccolo e messo diciamo in un sottoscala di questo palazzo, ora si è trasferito sempre all'interno del polo di ingegneria di Via Claudia, in un laboratorio molto più grande, molto, se vogliamo, anche più adeguato poi a quelle che sono le ambizioni del laboratorio, del gruppo di ricerca, e come vi farò vedere tra poco ospita diverse facility, ovvero diverse linee di ricerca. Queste linee di ricerca che noi portiamo avanti sono principalmente distribuite in delle macro aree. C'è una macro area che è quella diciamo originale, da cui partiva il vecchio Prisma, che è quella del settore della robotica industriale. Avrete sicuramente visto delle immagini, avete fatto anche visita magari plessi industriali in cui ci sono dei robot, dei manipolatori, dei bracci che eseguono dei task, dei compiti di assemblaggio in maniera automatica. Il primo esempio che potrebbe venirvi in mente, perché il primo caso anche applicativo di appunto utilizzo e applicazione della robotica, è appunto l'industria automobilistica, in cui bisogna assemblare fondamentalmente oggetti di automobili formati da più componenti in maniera automatizzata al fine di risparmiare tempo, risparmiare energie, risparmiare denaro. E quindi il primo task in cui vennero utilizzati i robot manipolatori erano proprio quelli di applicazione automobilistica.
Queste applicazioni, non soltanto quelle, ma quelle della robotica detta industriale, quindi di assemblaggio di oggetti che devono essere poi appunto prodotti industrialmente, è quello di cui si occupava l'originale, il primo, diciamo così, Prisma, e di cui continuiamo anche a occuparci adesso. La robotica si è evoluta perché questi robot che seguivano questi task, diciamo così, preprogrammati, sempre uguali, task, operazioni, esattamente, sì, compiti, ok? Erano appunto dei task rigidi, cioè dei compiti rigidi in cui c'era una sequenza di operazioni da dover portare a termine: prendi lo soggetto, portalo qui, manipolo, lavoralo, assembla, salda, tutto in maniera rigida. Chiaramente le esigenze sia, diciamo così, dei comparti industriali, ma anche della vita sociale, domestica, esigono che appunto si possa anche, diciamo così, avere dei compiti in cui non sono rigidamente fissati, ovvero che variano, che si modificano nel tempo, a seconda delle esigenze dell'utente che ci ha a che fare. E quindi si è passato da una forma di robotica, potremmo dire rigida, in cui il robot esegue sempre gli stessi appunto compiti in maniera più programmata e senza la possibilità che un operatore umano possa interagire con la macchina, con il robot, banalmente possa toccarlo, a dei compiti invece in cui l'interazione tra l'uomo e il robot non solo è desiderata ma è necessaria. Ci sono alcuni compiti in cui il robot sta eseguendo appunto quelle operazioni, ma a un certo punto un operatore umano decide di prendere il robot, di afferrarlo e di portarlo da un'altra parte, di portarne la parte terminale, la mano, la tante in effetto, da un'altra parte per fargli fare un'altra cosa. Questo tipo di compito ai lavori della robotica non era possibile, perché, come vi dicevo prima, i robot non solo eseguivano dei task preprogrammati, ma non potevano interagire con le persone, perché generavano, uno, non ne avvertivano la presenza, okay? Non avevano dei sensori adeguati per avvertirne la presenza, e due, un robot tipicamente industriale quando si muove genera delle velocità e sviluppa delle forze, delle coppie talmente elevate da essere pericolosissime. Cioè, se una persona entra in contatto con un robot mentre sta eseguendo un compito di manipolazione, tipo prendi questa bottiglia e spostala da questo punto a questa, non solo potrebbe ferirsi, ma potrebbe addirittura morire. Ora, come vi dicevo, ci sono alcuni compiti che invece richiedono che l'uomo interagisca con la macchina, non solo per cambiare quello che il robot sta facendo, okay, durante l'esecuzione di un compito, perché ci sono delle esigenze nuove, ma anche perché la robotica non deve essere soltanto vista come possiamo dire, una disciplina scientifica che sostituisce l'uomo in attività ripetitive, periodiche, ma può essere vista anche come quella disciplina che sviluppa degli strumenti che aiutano l'uomo a guadagnarne in precisione o anche ad alleggerire il proprio carico di lavoro. E quindi è possibile utilizzare la robotica come strumento non solo in linee produttive ad elevata, come possiamo dire, standardizzazione, cioè produco sempre gli stessi pezzi, sempre allo stesso modo, ma anche per, diciamo così, rendere più efficiente la teorizzazione, cioè quello che fa l'artigiano nel proporvi qualcosa ogni volta di nuovo, di diverso, ok? Farlo con un robot, quindi il robot diventa uno strumento per creare degli oggetti differenti, ok? Quindi non necessariamente standardizzati a livello industriale, ma che abbiano al contempo, più di un attimo questa cosa, degli standard di qualità molto elevati, in termini di precisione e diciamo così anche di qualità costruttiva. Quindi in qualche modo il robot deve anche essere preparato per imparare cose nuove con una forma di intelligenza, non lo so se sto bene. Sì, no, stai... Allora, questa cosa che dici tu è giusta, ma ci si arriva successivamente. Perché questa forma, diciamo, di apprendimento, ecco, dall'uomo e dall'interazione con l'uomo, è un qualcosa che si è sviluppato più recentemente negli ultimi anni, con l'avvento, se ne parla tutti i giorni, lo sapete, delle AI, dell'intelligenza artificiale. Tipicamente un programma di un robot, come vi dicevo prima, è un programma che esegue una sequenza di istruzioni in maniera standardizzata e ripetitiva. Poi, grazie a soprattutto un design meccatronico, che intendo per meccatronico, cioè della meccanica, della struttura del robot e dell'elettronica più intelligente, tutto l'utilizzo di sensori che hanno permesso al robot di avvertire la presenza delle persone, è stato possibile implementare degli algoritmi che
comunque, diciamo così, sono impostati per non apprendere dall'ambiente o dall'uomo, ma consentono però all'uomo di modificare il robot mentre si sta muovendo. È come se il robot diventasse, come posso dire, accettasse di essere manipolato dall'uomo, accettasse il disturbo dell'uomo come un comando dell'uomo che lo può utilizzare come strumento. Il robot sta facendo una cosa, io ci interagisco, lo tocco, il robot non mi fa male perché avverte la mia presenza grazie a dei sensori chiamati sensori di forza, cioè sono dei sensori che danno al robot il senso del tatto, e il robot non solo diventa un qualcosa che non mi danneggia, ma è un qualcosa che asseconda i miei movimenti. Se io tocco il robot e mi muovo in una determinata direzione, il robot non preme verso di me, ma diventa, si dice, compliant, cioè accetta il mio movimento e si sposta nella mia direzione. Questo significa che io posso utilizzare il robot come un tool, uno strumento per fare delle determinate operazioni. Successivamente, proprio negli ultimi anni, c'è stato appunto l'avvento delle AI che ha permesso di implementare all'interno di questi algoritmi di controllo degli strumenti appunto che permettono al robot di imparare da che cosa? Da una quantità di dati molto elevata, quindi di fare un addestramento su questi dati e basandosi su questo addestramento appunto, che è una forma di comprensione di quello che è successo nel passato, adattarsi a autonomamente a delle condizioni operative che cambiano nel tempo. Quindi una forma, diciamo, più di intelligenza, ok? Di alto livello. È un qualcosa che ci si è arrivati ultimamente, non era qualcosa che già c'era. Come vi dicevo, quindi si è passati dai robot industriali, che non posso toccare, non posso interagire, alla cosiddetta Human Robot Interaction, che è un'altra branca appunto della robotica che studia proprio l'interazione fisica tra l'uomo e il robot, cioè come fa l'uomo a interagire fisicamente il robot per portare a termine determinati compiti, e anche questo è un aspetto che studiamo all'interno del nostro laboratorio, grazie anche alla presenza proprio di manipolatori che permettono l'interazione fisica con l'uomo. Poi successivamente ci sono create anche altre linee di sviluppo, una delle principali è quella che si chiama robot autonomi volanti, droni, UAV. Okay? Quindi abbiamo tutta una facility, poi dopo entriamo un po' più nel dettaglio, che studia e sviluppa, costruisce, assembla e prototipa UAV, soprattutto per task non soltanto di ispezione ma anche di manipolazione. Voi direte come fa un UAV, un robot con le eliche, un drone a fare manipolazione? Manipolazione significa toccare il mondo, significa alterare lo stato del mondo, spostare oggetti, toccare, applicare forze, banalmente montando un braccetto robotico su un drone. Okay? Poi ulteriormente ci siamo sviluppati, siamo andati avanti e abbiamo iniziato a fare anche sviluppare una linea di ricerca che si occupa, diciamo, di due cose che sembrano tra di loro un po' distinte. Una è la manipolazione, si dice non prensile. Che significa manipolazione non prensile? La manipolazione prensile è appunto lo studio dell'interazione, diciamo così, nel caso del robot, tra il robot e il suo organo terminale e l'ambiente, cioè lo scambio di forze fondamentalmente tra il robot e l'ambiente, quando l'organo terminale del robot, vi dirò banalmente la mano, ma non è detto che sia una mano, potrebbe essere qualsiasi tipo di tensile che serve a quel determinato compito, anche una saldatrice, ok? Però in generale quando la mano afferra oggetti chiudendo, sì, si dice graspando, cioè graspando significa chiudendo la presa, ok? Applicando delle determinate forze di contatto. Questo è un esempio di manipolazione prensile, che è il classico della robotica. Esiste un altro tipo di manipolazione che si chiama manipolazione non prensile, cioè la mano interagisce con gli oggetti non da chiusa. Esempi classici sono tutti gli esempi di, se il termine non è corretto in italiano, giocoleria, ok? Oppure l'esempio ancora più semplice è quando un cameriere trasporta un vassoio, non chiudendo la mano. Quando la mano non viene chiusa e quindi l'interazione avviene soltanto, diciamo, a livello del palmo e quindi delle forze di attrito che si generano tra il palmo della mano e l'oggetto che si vuole manipolare, si vuole trasformare, si parla di manipolazione non prensile. Ed è una linea di ricerca molto utile, perché è una linea di ricerca che, diciamo, poi appunto sottende tutti questi task di manipolazione, questi compiti molto complessi in cui la mano non chiude la propria presa e quindi deve trasportare oggetti cercando di non farli cadere o di muoverli nel modo desiderato,
ma che in generale può avere anche delle applicazioni utili nel campo biomedicale. Si pensa ad esempio a un robot che deve prendere una persona, la deve afferrare per trasportarla da un punto A a un punto B, una persona che non può camminare, non può muoversi, e quindi il robot in parte deve chiudere la mano, ma in altre situazioni la deve aprire e trasportarla senza doverla, ad esempio, afferrare. In questi casi bisogna studiare questo tipo di manipolazione. Noi la studiamo soprattutto trovando la connessione con la locomozione, che è un altro ambito della robotica. Per locomozione si intende lo studio della camminata, la capacità di un robot di camminare quando dotato di arti inferiori, quindi di gambe. E quindi parlo di robot quadrupedi e di robot bipedi. Si è visto scientificamente che l'atto di camminare, cioè di mettere il piede a terra, e di applicare una forza sul terreno, è equivalente dal punto di vista matematico all'atto di spingere un oggetto con la mano destra. Quindi noi studiamo anche questa connessione. E poi infine, come potete vedere da quest'ultima immagine, ci occupiamo anche di robotica chirurgica, cioè dell'applicazione della robotica a effettuare in maniera semi-autonoma compiti chirurgici, quindi di operazioni laparoscopiche e anche di altri generi. Quindi si utilizza il robot come uno strumento del chirurgo per effettuare delle operazioni, sfruttando la capacità del robot di essere particolarmente preciso, di non avere delle vibrazioni, cioè si replica quella che è la parte imperfetta del chirurgo, cioè il fatto che lui abbia degli arti che vibrano, che oscillano, che si muovono, che comportano dei post operatori tipicamente sono molto duri, cioè non è la capacità del chirurgo di diciamo così, eseguire mentalmente il compito del problema. Il chirurgo ovviamente individua l'area magari da tagliare, da cucire eccetera e lo farebbe, però c'è il problema che questa idea, questo insieme di istruzioni, di comandi, di primitive di moto, di gestualità poi si deve trasformare in interazione, e questa è imperfetta perché diciamo, a livello di muscolatura, di tendini, di ossa ci sono delle vibrazioni, delle oscillazioni, possono essere degli spasmi, e queste cose comportano un post operatorio difficile. Il robot non soffre di tutte queste cose perché intrinsecamente può essere rigido e preciso quanto si vuole a seconda poi di quanto si paga, fondamentalmente il robot eccetera eccetera, e quindi si utilizza il robot come strumento per risparmiare diciamo alla persona operata tutte queste conseguenze diciamo così spiacevoli del post operatorio. Vedete, vabbè, questa è la struttura del gruppo di ricerca, quindi ci sono, questo non mi interesserà particolarmente, 4 prof ordinari, poi ci sono 3 prof associati e 3 ricercatori, sono uno di questi 3 sono io. E la cosa interessante, diciamo che il nostro è un gruppo di ricerca che fa tanti progetti finanziati dalla Comunità Europea, su tutti questi ambiti che vi ho mostrato, e anche progetti finanziati dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, quindi dal Ministero italiano. Chiaramente questi sono ambiti, sono macro aree, okay? Poi il settore applicativo dove noi applichiamo queste cose può essere più disparato. Abbiamo progetti nel campo agricolo, nel campo dell'allevamento, progetti nel settore delle costruzioni, però diciamo gli approcci sono questi che vi ho descritto qui. I laboratori principalmente sono 2, cioè noi parliamo di Prismalab, ma in realtà il Prismalab poi è formato dal Prismalab esso stesso, che poi a sua volta è strutturato in diversi posti che costituiscono il Prismalab, cioè diverse entità fisiche, e poi c'è quest'altro laboratorio che si chiama Icaros. Diciamo che il Prismalab è quasi tutto collocato a Via Claudio, quindi nella sede di ingegneria, in diversi luoghi, quindi è un laboratorio, come vi dicevo, distribuito. Icaros invece, che è il laboratorio di robotica chirurgica, si trova nel Policlinico Nuovo a Napoli, ed è lì dove troverete, dove potete trovare tutti questi robot che fanno le operazioni. Da menzionare anche l'attività di pubblicazione di libri di testo, che chiaramente non è, come posso dire, l'appannaggio di tutto il Prismalab, ma è fondamentalmente diciamo così, il prodotto della ricerca, dell'impegno, della passione di professori, che sono professori fondanti del Prismalab, quale ad esempio il professor Siciliano stesso e anche il professor Villani. Perché vi faccio vedere questi libri? Non per una motivazione di autocelebrazione, ma perché effettivamente questi sono libri che vengono utilizzati nei principali corsi di laurea di ingegneria dell'automazione e di robotica a livello mondiale. Questo era il vecchio libro di testo da cui anche tu avrai studiato, sì.
okay? E che è uno dei libri principali, se non il principale libro di robotica, almeno di fondamenti di robotica, di base della robotica al mondo, utilizzato anche in corsi di laurea molto, diciamo, blasonati, chiaramente al nostro, come ad esempio all'MIT di Boston. Questo che vedete qui sulla sinistra è la versione nuova del libro che vedete sulla destra, quindi praticamente è la nuova edizione del libro che c'è qui, ed è anche questo il libro di testo che verrà adottato da noi alla Federico II, ma che viene adottato a Roma alla Sapienza, che viene adottato al Politecnico di Milano, che viene utilizzato, come vi dicevo, in tanti atenei negli Stati Uniti, in Cina, in Giappone, in Europa. E poi infine abbiamo questo libro qui, che non è un libro di testo nel senso didattico nel termine da cui studiate, cioè ci potete anche studiare, ma è più, non mi viene esattamente l'espressione, è più una mega enciclopedia della robotica. È un enorme libro che contiene tutto lo scibile all'anno di pubblicazione, siamo circa una decina di anni fa, della robotica in quel momento, quindi ci hanno lavorato decine se non centinaia di ricercatori. Okay? E ha vinto diversi premi nell'anno di pubblicazione, questo mi sa che è dell'edizione precedente, perché poi è stata fatta una riedizione, vinse quell'anno, l'anno di pubblicazione, sia il premio come miglior pubblicazione, se non erro, di ingegneria, sia come miglior pubblicazione scientifica al mondo. Scientifica si intende tutte le scienze, quindi fisica, matematica, biologia, ed è, ripeto, un'enciclopedia di tutta la robotica, quindi voi, diciamo, avendo quel libro diviso per capitoli, potreste leggere di robot quadrupedi, bipedi, manipolatori, sottomarini, nanorobot, sulla struttura meccanica, sui motori, sugli algoritmi di programmazione. Una domanda. Non preoccupate. Quante pagine è lungo quell'enciclopedia? Allora, io non mi ricordo esattamente, ma se non erro siamo sul migliaio. Forse anche di più. Ti direi una probabile, ma diciamo siamo almeno sul migliaio. Perché divise in tanti capitoli, ognuno che tratta di un aspetto differente. Poi ci sono diverse sottodivisioni all'interno del testo. Divisione per tipologia, cioè per struttura cinematica del robot, divisione per tipologia di programmazione, di algoritmo di programmazione, c'è una suddivisione per attuatori, quindi diciamo, si vagliano tutti i diversi aspetti di quello che può essere un robot. Il robot lo dovreste immaginare come un organismo complesso che è fatto da diverse parti. La scienza robotica, la disciplina della robotica può essere studiata da diversi punti di vista. C'è chi si occupa della percezione, cioè di permettere al robot di percepire l'ambiente circostante e quindi dei sensori, c'è chi si occupa della struttura meccanica, c'è chi si occupa degli algoritmi di controllo, ovvero degli algoritmi per farlo muovere, e c'è chi si occupa della parte un po' più elevata di AI, cioè di cognizione. Okay? Come dicevo, le linee di ricerca vi ho già anticipate prima, che sono fondamentalmente quella di robotica aerea, di manipolazione dinamica, di interazione uomo-robot, di robotica industriale, di robotica medica. Avevo dimenticato, ecco, anche la robotica cognitiva, che è proprio lo studio, okay, del robot come agente, come sistema che apprende dall'ambiente e pianifica delle azioni di alto livello. Alto livello significa fondamentalmente a un elevato livello logico. Devo andare a fare la spesa. Se voi pensate a questa frase molto semplice, devo andare a fare la spesa, all'interno contiene tantissime azioni di più basso livello che per una persona sono scontate, sono banali, ma per una macchina non intelligente, cioè che dovrebbe essere intelligente ma che non è intelligente nella nostra accezione come lo siamo noi, è molto complesso, perché andare a fare la spesa significa innanzitutto associare il concetto di spesa al concetto di oggetti che devo comprare che costituiscono la spesa, associare ai diversi bisogni che una persona ha i singoli oggetti che si devono andare a comprare e poi interconnettere questo bisogno a tutto quello che bisogna fare per andare a fare la spesa. Vestirsi, allacciarsi le scarpe, uscire di casa, il che significa a sua volta aprire la porta, chiudere la porta, scendere le scale, entrare in auto, il che a sua volta significa aprire l'auto, sedersi. Come vedete è una sequenza di azioni complessissime. La robotica cognitiva cerca di trovare dei modi per, diciamo così, studiare questo problema appunto dal livello più alto possibile, ok? Cioè a livello di macro azioni. Quindi noi ci occupiamo un po' di tutte queste cose.
ci occupiamo appunto di come far volare i robot e anche di come costruire delle strutture di robot volanti che siano leggere, che siano anche rigide e stabili nell'interazione con l'ambiente, perché ripeto, noi siamo fondamentalmente un laboratorio che si occupa di interazione fisica. In generale la robotica è interazione fisica. Il robot non è un bot, non è un sistema informatico con cui scambiate i dati, è un'entità fisica, poi può essere costituita da organi rigidi o può essere molle, soffice, poi come i robot di ultimissima generazione, ma è qualcosa che si trova nel nostro mondo e che interagisce fisicamente. Quindi noi facciamo, diciamo così, nella vera accezione del termine robotica, ci occupiamo esclusivamente di interazione fisica, quindi anche i droni che costruiamo, abbiamo delle stampanti 3D, abbiamo delle fresatrici, delle CNC in laboratorio, anche i droni che costruiamo sono principalmente droni che poi sono dotati di braccia, ok? Per la manipolazione dell'ambiente. Vabbè, qua ci sono delle icone che avevo messo, non è che abbiano molto senso, quindi quest'icona era per la robotica aerea, la seconda era per la robotica cognitiva. Appunto vi parlavo della manipolazione non prensile e della tecnica di locomotion. Qua c'è un'icona che è abbastanza, diciamo così, chiara probabilmente, oppure di un robot quadrupede con montato sul braccio. Dovete sempre pensare a quello che vi stavo dicendo prima, che noi facciamo sempre un qualcosa che poi deve andare a interagire con l'ambiente, quindi utilizziamo anche i robot quadrupedi per andare a interagire fisicamente con l'ambiente. Ad esempio abbiamo un progetto in essere che prevede che uno di questi robot quadrupedi abbia montato sopra un braccio e che permetta al robot di estirpare delle erbacce all'interno di un campo. Abbiamo una collaborazione con la facoltà di agraria, qui avevamo un problema di individuare queste piante infestate, una volta individuate andarle a estirpare meccanicamente. E quindi il robot è dotato di un algoritmo di intelligenza artificiale che permette di conoscere queste infestanti dopo un addestramento e una volta individuate autonomamente, grazie a questo braccio, andarle a estirpare meccanicamente. Chiaramente c'è bisogno che il robot ci arrivi lì, perciò utilizziamo le gambe. Potremmo anche utilizzare chiaramente un sistema più semplice come delle ruote, però in molti casi avere delle ruote non è vantaggioso perché banalmente potreste avere degli scalini, degli avvallamenti, delle rocce, degli ostacoli che non sono facilmente sormontabili. Fatti sembrare delle ruote, no? Che stavo pensando proprio adesso, un trattore Sì. con un braccio su per esempio. Come faccio a distinguere il macchinario dal robot? Allora, avete ragione, io vi ho detto la presentazione è una presentazione più delle nostre attività, però è una domanda più che giusta, perché è una domanda da prima lezione di robotica. Allora, un macchinario e un robot. Un robot è sicuramente un sistema autonomo. È un sistema che percepisce il proprio ambiente grazie all'utilizzo di sensori, quali i più disparati, laser, telecamere, sensori di forza, eccetera, eccetera, e che grazie alla percezione dell'ambiente esegue un compito di locomozione, di manipolazione in maniera automatica. C'è un'espressione che utilizziamo alla robotica, è la connessione intelligente tra la percezione e l'azione. La percezione è l'atto di vedere, diciamo così, appunto di percepire, per tornare alla definizione, il proprio ambiente, okay? Quindi di rilevare la presenza di oggetti, di ostacoli, di capire la forma dell'ambiente che ci circonda. L'azione è proprio l'eseguire un compito fisico, il muoversi, lo spostare cose, il toccare. Però queste due cose, queste due macrofasi, percepire e poi agire, devono essere connesse da una parte cognitiva, che può essere di altissimo livello come vi dicevo prima, oppure può essere banalmente semplicemente una primitiva di moto, cioè nel senso, vedo la bottiglia, il mio compito è portarla alla bocca, e quindi questa connessione intelligente è fondamentalmente data da quell'algoritmo, si dice, di controllo, che a livello, potremmo dire, di sistema nervoso periferico permette al braccio di andare verso la bottiglia e di portarla alla bocca. Questo è un compito semplice, a livello cognitivo non è particolarmente così complesso. Quindi il robot è una macchina automatica che percepisce l'ambiente e che manipola, applica forze, esercita forze sull'ambiente.
Senza sensori non avremo un robot, il robot deve percepire quello che lo circonda. Un robot che non è fisico, che non agisce sull'ambiente, non è un robot, è un bot, un sistema informatico. E chiaramente se non è automatico stiamo parlando di uno strumento per loro. Okay? Poi la definizione è una definizione che piace a noi, nel senso ci facciamo andare bene questa definizione, ma la definizione non è, come posso dire, stretta e condivisa da tutta la comunità, ok? Perché si potrebbe dire purtroppo che anche un missile automatico, robot, che ha un programma, ha diciamo così, un sistema di guida autonoma, ha dei sensori e interagisce con l'ambiente, quindi anche quello potrebbe essere definito un robot. Però diciamo, senza entrare in questi estremi, ci siamo più o meno capiti che senso abbiamo dato avanti. Sì. La capacità di riconoscimento delle cose, degli oggetti, delle persone, fa parte del robot oppure c'è bisogno di un robot da No, allora, la capacità del robot di... Allora, vi dico un attimo questa cosa, si dice robot, non robot. Ma non vi preoccupate, anche io dicevo robot, perché è una cosa che è nata a un certo punto della... non si sa quando. La parola è robot perché deriva dal ceco Robota, esatto. cioè lavoratore o schiavo tipo. Esattamente, questo collega, amico è preparatissimo, perché era una parola appunto di origine slava, cioè che significa lavoratore, diciamo servile, schiavo, sì. golem, e che venne utilizzata per la prima volta nell'accezione in cui la intendiamo noi, di macchina anche con le fattezze umanoidi, nel 1920 per la prima volta, quando fu messa in scena un film del nome, adesso mi dovrei ricordare Metropolis. No, non era Metropolis, era Rossum Universal Robots di Karel Capek. Non so se adesso è precedente, penso sia leggermente precedente rispetto a Metropolis, perché è il primo esempio, in cui si utilizzava questa parola che già esisteva per indicare il golem, con l'accezione di una macchina metallica con le fattezze umane, come lo immaginiamo noi. Quindi diciamo che la parola robot e la branca della robotica nasce con la fantascienza. Non è qualcosa che, diciamo così, abbiamo appioppato nella robotica successivamente. La nascita della robotica, come noi ce la immaginiamo, è proprio associata alla fantascienza, all'immaginario fantascientifico, ok? Ed è, penso, uno dei pochi, se non l'unico caso, in cui una branca del settore scientifico nasce prima dalla fantascienza e poi viene, diciamo così, trasportata in un'esigenza, ad esempio, industriale o applicativa. Poi, questa cosa ti lascio. Poi la robotica in quanto scienza, cioè i veri robot, i primi robot sono dei manipolatori industriali, non hanno niente a che fare con il robot dalle fattezze umane. Ci siamo arrivati adesso in questa cosa. Ma il concetto nasce con la fantascienza. L'applicativo vero, il vero robot nasce con l'industria negli anni 60, quando si passa principalmente dall'elettronica analogica a quella digitale. E poi adesso negli ultimi anni, grazie proprio sempre allo sviluppo nell'hardware, nuove tipologie di attuatori e anche la possibilità di appunto avere delle potenze di computazione molto elevate, quindi questi robot riescono a, diciamo così, elaborare una grande mole di dati, anche appunto avere questi impieghi, questi poteri che interagiscono e camminano dinamicamente nell'ambiente. Allora, no, sul fatto che sia stata la fantascienza a suggerirci l'idea di sviluppare delle macchine, molti virgolette, senzienti, della serie che no, senzienti non sono, che riescono a interagire con l'ambiente, ad aiutarci nei compiti di tutti i giorni. Non so, però credo che nel passato ci siano stati comunque tanti esempi già di proto-robotica, come purtroppo non l'ho preparata questa slide, potrei averlo. come per esempio, vabbè, già la leggenda del golem fa presagire, la leggenda del golem stiamo parlando di cose bibliche, però anche l'esempio per esempio del turco meccanico, non so se c'è anche l'automa cavaliere di Leonardo. Sì, esatto. Sì, hai ragionissima, l'intervento è giustissimo. Tipicamente quando si fa la prima lezione di robotica, però lezione proprio di robotica, si fa vedere questa slide in cui c'è questa evoluzione. Si parte dall'anno 1000, ok? E si fa tutta l'evoluzione di quello che l'uomo ha tentato
di fare per o sostituirsi, o meglio sostituire un'altra persona, o per aiutarsi. E quindi si vede questa svilza di macchine, di meccanismi, ok, dalle fattezze umane, tra cui le bambole giocattoli, diciamo, meccanici cinesi, quindi parliamo di precedentemente anche al 1800, 1500, 1600, parliamo di questo automa cavaliere che mi pare 1500, di Leonardo da Vinci. Qui ce ne sono tanti. Era già C'era già era cenere, mi ricordo male, che anno parliamo? 1500, 1490. Perfetto. Fatto brutta figura. No. E ci sono tutti questi, diciamo, esempi, però nessuno di questi, Ha funzionato. no, non è che ha funzionato. Era- Mi spiego. Esatto, quelle erano delle macchine che non avevano niente di automatico. Al massimo avevano dei sistemi a molla, ok, come di giocato, e tu carichi la molla, quindi praticamente accumuli dell'energia potenziale, e il robot, tra virgolette, scusate il termine sbagliato, la macchina compie un movimento ripetitivo, ma con nessuna forma, diciamo, di parvenza di intelligenza all'interno. Quello che invece viene proposto in quel film, Rossum Universal Robot, è una macchina sicuramente, che però ha, diciamo così, una forma appunto di intelligenza e di indipendenza, cioè è un qualcosa che prende delle decisioni autonomamente. Non è un qualcosa che viene caricato a molla e come una macchinina va dal punto A al punto B, ma è qualcosa che cambia il proprio comportamento. È un qualcosa che ricorda vagamente il comportamento umano. Quindi è il sostituto di uno schiavo, non più in carne ed ossa, non più nemmeno un artificio fatto di, diciamo, di creto, di materiale, ma è una macchina fatta di metallo e con, diciamo, all'epoca non si parlava nemmeno di circuiti perché non c'era il tratto di elettronica, c'era l'elettronica analogica, però, diciamo, c'erano i concetti di base dell'elettromagnetismo e quindi c'entrava con l'elettromagnetismo, anche se non c'era proprio il concetto né di computer né di appunto di circuito elettronico, di circuito elettrico. Non mi ricordo perché siamo arrivati a questa. La domanda. Quindi il sensore non è l'intelligenza, il sensore è qualcosa che il robot ha per percepire la mente. E qualsiasi robot, anche se non ha un algoritmo di intelligenza artificiale, ha dei sensori, perché forse questo non me l'ho detto, ma sicuramente non me l'ho detto. Il robot già riusciva negli anni 60 e 70 a eseguire dei compiti in maniera programmata, pur senza avere intelligenza artificiale. Quello che aveva erano degli algoritmi, si dice, di controllo, cioè degli algoritmi matematici che, modellando la fisica, okay, permettono al robot di compiere delle azioni in maniera automatica, ok? Programmando. Non è intelligenza artificiale, è una forma un po' più, diciamo così, arcaica. Cioè siamo noi esseri umani che capiamo qual è il problema in essere e scriviamo un programma, okay, delle linee di codice in cui noi andiamo a descrivere quello che il robot fisicamente dovrebbe fare, a che velocità si deve muovere, a che punto deve spostarsi, quale oggetto deve prendere, quanta forza deve applicare. E i dati d'ingresso tipicamente permettono al robot di fare queste cose sono i dati che prende dai sensori. Per esempio l'esempio di prima, andare a fare la spesa, cioè se tipo diciamo che deve comprare la mela, il robot senza intelligenza artificiale è in grado di riconoscere quale oggetto è la mela? Allora in generale sì, perché ci sono degli algoritmi che sono intelligenza artificiale, che sono degli algoritmi che non funzionando benissimo permettono di discernere tra oggetti, però quando la scelta tra gli oggetti è limitata magari alla mela e a un oggetto molto differente. Una sfera, vedo una sfera, allora dico questa È una forse sfera, mela. un quadrato. No, il percettrone già è un elemento che è più vicino all'intelligenza artificiale, cioè al neurone artificiale. La capacità dell'intelligenza artificiale è quella I sensori che distinguono tra la sfera e il cubo quando vedono. No, non è nemmeno quello. Allora, il sensore ti dà soltanto l'informazione sensoriale. Ti dà il colore, L'intelligenza ti dà artificiale la poi fa forma. differenzia, cioè L'intelligenza artificiale, se addestrata su un numero molto elevato di campioni, capisce, tante virgolette perché non capisce
capisce nulla, ma impara statisticamente a Qual- discernere anche tra oggetti molto simili fra di loro, cioè riesce a cogliere delle variazioni anche impercettibili. Come lo faccia in realtà non si sa, cioè nel senso è una scatola chiusa, esatto. Si è capito a un certo punto che costruendo queste grandi reti neurali, cioè reti, cioè connessioni fra neuroni, percettroni artificiali, su diversi strati, molti strati tipicamente con molti neuroni, si è visto che allenando, cioè dando in ingresso molti dati, che tipo di dati? Visuali, di contatto, eccetera, eccetera, a un certo punto la rete neurale riesce a distinguere cose o riesce a imparare da quello che gli è stato dato in ingresso, quindi riesce anche a imparare dei movimenti, per esempio. Cioè i dati in ingresso sono degli insegnamenti. Come se voi aveste un bambino, voi foste l'insegnante e a furia di ripetere al bambino questa è una mela, questa è una pera, questa è una banana, alla fine, anche senza avere il concetto di mela, di pera, di banana, il bambino a un certo punto, giustamente, ma come noi, riesce a distinguere tranquillamente tra una mela, una pera e una banana. Non c'è nella rete neurale una vera comprensione di quello che si sta vedendo, di quello che sta accadendo. Sono delle probabilità, anche quando voi interagite con ChatGPT, No, quello penso che tutto voi- statistico. esattamente. Lì non c'è niente dall'altra parte che stia capendo quello che voi gli state dicendo, che capisca il concetto che c'è dietro le risposte che vi dà. Semplicemente c'è un modo molto intelligente da parte di chi l'ha scritto, cioè GPT che ci ha lavorato, di connettere le informazioni tra di loro in maniera statistica e di darvi l'impressione che quello che ChatGPT vi propone abbia un nesso logico causale. Non c'è nessun nesso logico causale, è un nesso statistico, che però dà l'impressione di essere logico perché È quello che statisticamente è più sembra logico. Per Cioè, come- perché è stato allenato così. Esatto. Per esempio, per se come il cielo è molto probabile che il cielo sia blu piuttosto che rosso, giallo, Sì. viola. Sì, ma riesce a fare cose molto 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 spinte, però appunto non dovete prendere la risposta di ChatGPT come la risposta di un oracolo che tutto sa, comprende e vede, ma come la risposta di un sistema che ha accesso ad una quantità chiaramente non illimitata, ma enorme di informazioni, dalla capacità di connetterle. Ok? E queste connessioni statistiche a noi sembrano delle connessioni causali. Perché? Perché in realtà i dati che utilizza ChatGPT o qualsiasi altro LLM sono dati che diamo noi. E noi le costruiamo le connessioni causali, perché gli oggetti li costruiamo noi, perché noi descriviamo la fisica, la matematica, la biologia, perché noi scriviamo libri, perché noi facciamo dei reportage giornalistici, tutto ciò che ci circonda e che facciamo è una serie di connessioni logiche e causali. Quindi noi diamo un qualcosa che ha un significato dietro, anche ontologico, che però poi da ChatGPT o chi per lui viene utilizzato non con quel significato, ma con un significato statistico, ok, di probabilità. Solo che le probabilità sono costruite su delle condizioni vere, reali, logiche che gli diamo noi, quindi a noi dà questa impressione. Ora, vabbè, ci sono diversi settori che ora andiamo a vedere direttamente nello specifico senza soffermarci su questa slide. Qua c'erano delle icone, vi facevano vedere un pochino di cose, vedete l'icona forse più significativa sono, vabbè, quella in alto con la testa, con diciamo, vedete il profilo della testa con i circuiti, quella è la parte di, diciamo, di robotica cognitiva, quella che studia più direttamente appunto le AI, cioè la capacità del robot di capire, cercare di capire il contesto all'interno di cui si trova. E poi l'altra molto interessante, anche se vedete la seconda, in cui c'è una mano di un essere umano, diciamo una mano umana con una mano robotica. Quello è quello che dice prima, dell'interazione uomo-robot, cioè cercare di trovare degli algoritmi per far collaborare l'uomo e la macchina. Un altro esempio di task, di compito condiviso potrebbe essere, ad esempio, trasportare un oggetto molto pesante. Se voi dovete trasportare, ad esempio, un tavolo lunghissimo, pesantissimo, dovreste essere più persone a farlo. Diciamo almeno ok, alle due estremità. Diciamo non così pesante da richiedere più persone, ma comunque pesante. E lungo. Un compito di interazione uomo-robot potrebbe essere utilizzare un robot dall'altra parte del tavolo per trasportarlo fuori. Quindi io persona lo sollevo da qua e un robot che solleva il tavolo per portarlo fuori. È un compito di interazione uomo-robot, perché nel mentre esegue il task, cioè il compito, il robot non deve impazzire.
deve muoversi come si muoverebbe una persona, non deve diventare instabile, non deve far cadere il tavolo, a un certo punto non mi deve spingere nella mia direzione, se io spingo nella direzione di uscita il robot deve andare in quella direzione. Cioè il concetto principale è che il robot è una macchina, uno strumento che l'uomo utilizza, ma che non deve danneggiare l'essere umano, in nessun modo. Quindi l'interazione uomo-robot è quella branca della robotica che permette all'uomo e al robot di collaborare in maniera sicura, intrinsecamente sicura per l'essere umano. Okay? E quindi qua, senza entrare nei dettagli, vedete un po' di robot che abbiamo in laboratorio. Quello che vedete in alto che sta messo così è appunto un robot manipolatore di tipo collaborativo. In realtà il nome non è esattamente robot, è cobot, che è la crasi tra collaborativo e robot. Cobot. È un robot che è molto particolare perché rispetto ai robot classici industriali è molto leggero, pesa pochi chili e diciamo in proporzione al peso che può. Ecco, scusate, sì, questo qua grigio è il primo, so che vedete così. Questo non sta messo dritto, ma in realtà è un braccio. Questo qua grigio con i giunti e ondulato arancione. Questo è un manipolatore robotico che ha la capacità che se lo toccate, se gli andate in interazione, il robot si muove con voi, ok? Non vi fa male. Perché all'interno ha questi sensori, si dice di forza, che percepiscono il contatto con l'ambiente, con l'essere umano. Non c'è intelligenza artificiale, ci sono degli algoritmi che dicono al robot, degli algoritmi matematici, guarda che se percepisci una forza sull'avambraccio che ti spinge in questa direzione, tu ti devi muovere in questa direzione. Basta. Quello che vedete a destra è un robot bipede, umanoide con una maglia del Napoli, tifoso, è umanoide perché quando si dice che è un robot umanoide? Quando ha il torso, la testa, le braccia e le mani. In realtà il fatto che abbia le gambe è un di più. Cioè, vi spiego. La robotica umanoide si è sviluppata per anni come robot tipo quello che vedete in basso a destra, che è anche un altro esempio di robot umanoide, che hanno la parte superiore del tronco che ricorda la struttura cinematica di un essere umano. Ok? Quindi ripeto, torso, la testa, gli organi sensorici, gli occhi, le braccia, gli organi di presa di tipo umano. Però diciamo che si è riusciti più o meno facilmente ad avere questo, ma ci è voluto molto tempo per avere le gambe. Okay? Perché la locomozione è un task molto complesso, difficile camminare. Okay? Noi impariamo a camminare proprio perché impariamo pian pianino a bilanciarci, a usare le forze. La nostra rete neurale si addestra nei primi 1 anno e mezzo, 2 anni di vita, okay? Per imparare, diciamo, a sollevarci e rimanere stabili. Per fare questa cosa nei robot è stato complicatissimo, anche perché mancavano i motori adeguati per farlo. Poi c'è stata, diciamo così, a un certo punto una, potremmo dire, fortunata coincidenza per cui parallelamente si è sviluppata molto la tecnologia degli automotori, cioè sono nati dei motori molto più performanti che permettono di fare dei movimenti anche esplosivi, parallelamente a appunto questi famosi algoritmi di AI. Okay? Si può ottenere un robot che cammina senza intelligenza artificiale, non è questo il problema, solo che è molto complicato ottenere una camminata che sia come quella di un essere umano, che è naturale. Con l'intelligenza artificiale, senza le complicazioni di queste tecniche che si dicono model based, cioè basato sul modello matematico, si mettono nella rete neurale dati presi da camminate, ad esempio anche di persone, utilizzando una tuta che tracca i movimenti, e tutti quei dati presi dal movimento delle gambe, delle articolazioni, vengono buttati in pasta da una rete neurale che impara e vi caccia l'algoritmo che fa muovere il robot. Questa è la potenza di queste reti neurali, perché alla fine adesso sono molto in là nella ricerca. Quello che vedete qui a sinistra è un robot quadrupede, ok? Ed è quello che vi dicevo prima, su cui viene montato il braccetto per fare l'estirpazione. E poi quello a destra è il nostro vecchio robot, ormai purtroppo è in fase di, diciamo così, di dismissione, Roadman, che è un robot pensato per eseguire appunto la manipolazione dinamica, cioè non prensile, di oggetti deformabili. Diciamo così, dal punto di vista della comunicazione è il robot pizzaiolo, cioè è il robot che, diciamo così, dal punto di vista comunicativo avrebbe dovuto interagire con i tessuti, diciamo, molli del panetto per la pizza. Quello non era il goal
del progetto, perché questo robot è stato costruito su un progetto, sui finanziamenti di un progetto europeo, ma il goal era di utilizzare il caso di studio della pizza, cioè di manipolare il panetto di pizza, di stenderlo come un pretesto per imparare, per apprendere, quindi per scrivere e progettare degli algoritmi di manipolazione tali da essere non solo utilizzabili per fare la pizza, che non era appunto l'obiettivo, ma per interagire con i tessuti molli del corpo umano, nel senso di un robot che poi in futuro avrebbe dovuto toccare le persone delicatamente, cioè applicando delle forze tali da non maneggiare le persone. Quindi imparare a manipolare delicatamente un panetto di pizza era, diciamo, prodromico, era anticipava esattamente quello che sarebbe dovuto essere poi la manipolazione del robot sui tessuti del corpo umano, che sono tessuti caratterizzati chiaramente non da organi rigidi metallici, ma da muscoli, cartilagini, tendini, ossa, ok? Posso... Sì. Infatti quando io ho saputo delle cose per il post Instagram, una delle cose, delle slide era proprio il robot che faceva la pizza. Io ho pensato, però tra me, chissà se, cioè, però io mi immagino che però chi c'era a fare questo progetto non è che veramente l'ha fatto per far rimpiazzare, diciamo, i pizzaioli, ma in realtà era, secondo me, è qualcosa di pubblicità, immagino che sia per fare pubblicità, per portare un po' più, far capire un po', diciamo, anche alla persona media che cosa è capace, di cosa, cioè non è che veramente l'obiettivo è fare la pizza e fare evolvere. L'idea era di appunto trovare un qualcosa che fosse allo stesso tempo sfidante dal punto di vista tecnologico e metodologico, ma che avesse anche una grande cassa di risonanza, cioè fosse l'impatto mediatico. E chiaramente, soprattutto all'epoca, pensare a un robot che facesse la pizza era qualcosa di molto, molto, diciamo, accattivante. Oltretutto si sposava anche bene con, diciamo, il posto dove è nato il robot, Napoli sposava anche, diciamo così, una buona connessione tra l'heritage culturale, gastronomico della città, pure più culturale, e appunto l'obiettivo. Però appunto quello era un espediente, cioè io non ti dimostrerò direttamente nel progetto il robot che interagisce con l'essere umano perché è ancora troppo presto, però farò imparare al robot a manipolare un panetto di pizza e poi dai risultati che ottengo, questi risultati saranno la base per sviluppare gli algoritmi per far toccare proprio l'essere umano, nella speranza che un giorno ci saranno dei robot che si occuperanno di persone che non hanno capacità, diciamo, locomotorie, che hanno difficoltà a muoversi, quindi hanno bisogno di qualcosa che li aiuti a spostarsi in maniera però attiva, quindi uno può sempre risolvere una persona che la porta da un letto a una stanza, poi di questo genere. Questa struttura di ricerca che ospita diciamo, questi tipi di robot si chiama FearLab, che sarebbe il Prisma Lab originale, quello che si trova a Via Cavo. Okay? Poi c'è un altro Prisma Lab, cioè una parte distaccata del Prisma Lab che si trova a Piazzale Tecchio, che è l'altra sede, diciamo, principale di ingegneria, sempre a Friuli, vista nel 250 300 metri, forse un po' di più, che si chiama Beachware Lab, cioè Biomimetic and Biohybrid Robotics Laboratory. In questo laboratorio si sviluppano protesi, ok? Quindi mano, artificiali, si costruiscono o si programmano esoscheletri. Sapete, no, cos'è un esoscheletro? Una struttura esattamente si indossa, se fosse una punta da parte di un operatore, di un operaio, di chiunque che supporta il movimento, oppure che dà più forza, che permette di muoversi sempre adottando delle posture ergonomiche, quindi che non mettono sotto sforzo la schiera, la struttura lombare, eccetera, oppure anche dei esoscheletri riabilitativi per persone che stanno facendo riabilitazione motoria, quindi che li aiutano a eseguire un determinato movimento che da soli non riuscirebbero, o anche addirittura esoscheletri per persone che non hanno più capacità locomotoria, non hanno la spina dorsale, quindi praticamente esoscheletri che di fatto sostituiscono la struttura locomotoria, che o meglio aiutano al punto tale da permettere a persone che non riescono a camminare di camminare. Protesi quanto mani, e anche stanno iniziando robot soft, che sono dei robot diciamo così morbidi, cioè non costituiti da delle strutture rigide ma da dei tessuti
elastici, ok? Cioè sono dei robot che sono tipicamente formati da membrane elastiche che permettono a questi robot di entrare, ad esempio in cavità, dove tipicamente un robot rigido non riuscirebbe ad entrare, ok? Questa è soltanto una delle motivazioni, non è l'unica motivazione, ce ne sono anche altre. Questi robot soft possono afferrare gli oggetti in un altro modo, sempre attorcigliandosi sopra, sono un po' più efficienti dal punto di vista energetico, nel senso che per muoversi possono energetici, sono tutti questi studi di essere. E molti di questi robot poi vengono, o di queste strutture come le mani eccetera, vengono stampate utilizzando gli stampanti 3D che sono disponibili, che sono messi a disposizione in laboratorio. Tra poco vi faccio vedere un video che un pochino rappresenta tutte queste cose, non proprio tutte, ma quasi Una domanda da tutte. rivestare. Sì. Le stampanti 3D, che materiali usano per fare il loro stampo? Allora, se non erro ci sta un materiale. Allora io vi confesso la mia quasi ignoranza su questa cosa, nel senso che sono più quello che scriveva lui, però dovrebbe essere PLA, se non erro. Poi ci sono tante stampanti che utilizzano anche sì, diversi anche altri tipi di materiali, plastica, ce ne sono tanti, ce ne sono Poi si fanno tanti. pure un po' di carbon fiber, Sì, anche ce più ne sono- resistenti. ci sono di diverse tipologie PLA. che hanno diverse velocità di esplosione, che hanno appunto diverse Oppure materiali. PLA per esempio non è buono per i cibi, quindi ci sono anche plastiche che sono food safe, cioè che puoi utilizzare per fare i piatti, posate, cose. Si comprano queste cartucce di queste, tra virgolette, Le gommine. di plastica, di questi consumabili, e poi la macchina, diciamo, le fonde con diverse modalità operative e ti crea quindi queste strutture poi possono essere più disparate, ma dipende appunto dall'applicazione. Potresti volere una struttura più rigida, una struttura più leggera, però ripeto, io sono più quello che va sulla materia. Da gestare, Era poi c'è il laboratorio di robotica appunto chirurgica che si trova invece al Policlinico Nuovo, in cui vedete qua degli esempi. Per esempio quello che trovate sopra, quella struttura che sembra un grande attaccapanni, è un robot chiamato Da Vinci, che è un robot per le operazioni chirurgiche. Non vuol dire che il robot esegua le operazioni da solo. Il robot è uno strumento che viene comandato da un medico utilizzando si chiamano delle interfacce aptiche. Cosa sono queste interfacce aptiche? Sono dei joystick, chiamano così, ok, con cui il, diciamo così, chirurgo comanda il robot, e hanno una capacità, perché si chiamano, hanno una qualità, una peculiarità, perché si chiamano aptiche? Perché tramite queste interfacce, questi joystick, l'umano, scusatemi, l'operatore, cioè il chirurgo, chi sta effettuando l'operazione, sente la forza di contatto tra il robot e il paziente. Quindi il robot opera l'essere umano, nel toccarlo applica una forza e il corpo ovviamente reagisce con una forza, e questa forza che viene scambiata tra il robot e l'essere umano esattamente viene restituita come feedback, come retroazione tattile al chirurgo. Perché è fondamentale chiaramente rendersi conto di questa interazione quando si fa un'operazione, perché magari non tutto quello che il chirurgo fa dipende esclusivamente dai dati visivi, cioè il chirurgo chiaramente guarda quello che sta facendo, ma se a un certo punto tocca qualcosa di più duro di quello che si aspettava, capisce che magari, vuol dire una banalità, una cretinata, non sta più toccando il fegato, ma sta toccando qualcosa che c'è vicino al fegato, che è più duro, una densità maggiore, e che non dovrebbe toccare, che magari non riesce a vedere chiaramente perché, ok, senza entrare nei dettagli, però si rende conto dall'interazione, dal feedback tattile, che sta magari manipolando un'area sbagliata e deve spostarsi. E quindi questa cosa serve al chirurgo, anche quando non è lui direttamente a operare, e questa cosa è permessa grazie a queste, si chiamano interfacce aptiche. Poi nel video si vede qualcosa del genere. E questi sono altri due esempi di robot chirurghi. Questo è per le conoscopie, questo a sinistra, che vedete, mentre quello a destra è la versione chirurgica del robot ondulato grigio che abbiamo visto prima. È lo stesso solo per le operazioni, ma è lo stesso tipo di robot, quindi è un robot che interagisce fisicamente con l'essere umano. Poi per quanto riguarda invece la facility di robotica aerea, che si chiama laboratorio FLAIR, o meglio la Flying Arena, è una arena in cui si costruiscono, questi sono tutti homemade, mentre i robot che avete visto prima sono acquistati, noi li abbiamo fatti noi li abbiamo comprati, e poi li programmiamo, cioè scriviamo il codice, scriviamo gli algoritmi di controllo di AI.
Questi qua invece li abbiamo fatti noi, sono tutti fatti, quasi tutti in fibra di carbonio, sono lavorati in tutti i laboratori, i pezzi sono stampati, tagliati, assemblati in laboratorio, perché sono delle strutture, vedete, molto particolari. Per esempio il primo robot che vedete, che è un drone, ha una specie di anello che circonda questo tubo. A cosa serve questo robot? Dovete immaginare che ci sono delle applicazioni di ispezione e mantenimento delle piattaforme petrolifere. Okay? Nelle piattaforme petrolifere voi avete questi tubi che fanno scorrere al loro interno petrolio, oli minerali, eccetera, eccetera, idrocarburi, che, diciamo così, nel corso del tempo, per effetti reologici, cioè di attrito tra il petrolio o comunque l'idrocarburo e la struttura del tubo, portano ad una riduzione dello spessore dello stesso, quindi a corrosione. Questa corrosione poi nel tempo porta al danno, cioè alla fuoriuscita del greggio, del petrolio, di quello che è, quindi è un danno poi chiaramente principalmente ambientale e poi anche economico. Quindi ogni tanto che succede? Che ci dovrebbero essere dei esseri umani, dei tecnici che vanno a fare queste misure che si chiamano di spessimetria. Cioè questi tubi stanno molto in alto, vi dovete immaginare che o si arrampicano o addirittura si calano con delle funi dall'alto, quindi da una struttura ancora più alta, addirittura in certi casi con degli elicotteri, e abbracciano questi tubi e con queste sonde a ultrasuoni misurano lo spessore in diversi punti, non ovviamente con continuità, di questi tubi. Uno di questi progetti che vinse il prof, in questo caso Lippiele, uno dei nostri professori, era appunto di sviluppare dei robot che, diciamo così, sostituissero l'essere umano per fare questo. Quindi voi dovete immaginare che il robot vola, scende sul tubo, ci si attacca, cala il braccio con quest'anello e all'interno di quest'anello, nella parte interna, ci sta una collana di sonar che permettono di misurare lo spessore in diversi punti della pipe, diciamo, del tubo. E quindi poi una volta che è misurato Si blocca la trasmissione in quella, si isola quella sezione e si fa l'intervento prima che si rompa. Voi siete piccoli probabilmente, ma io ricordo il mio primo anno di università ci fu senza problemi, siete più piccoli, ci fu un grande catastrofe ambientale nel Golfo del Messico, perché si ruppe una porzione, diciamo, delle condutture della BP, della British Petroleum. 10, che era il primo anno, 9-10, e quindi c'è una grande catastrofe ambientale. Chiaramente quella era una struttura, se non era sottomarina, non era sopra, cioè era una sezione che passava dentro l'acqua, quindi forse per questo tipo di applicazione. Però non sarebbe arrivato alla struttura. Però si stanno facendo anche quelli che vanno sott'acqua, Certo. quindi diciamo l'applicazione è quella là. Un altro esempio, vi ricorderete quello che è successo più recentemente, purtroppo l'incidente del ponte Morandi a Genova, che ha detto qual era il problema? È che non si faceva la manutenzione, cioè non si andava a controllare con la dovuta, diciamo così, periodicità lo stato di questi strutturali, di questi piloni, perché servivano dei tecnici che andavano a fare queste cose e non andavano. Anche qui queste misure non dovete immaginare che si facciano a livello della piattaforma, cioè dove passano le macchine, ma li dovete fare a delle altezze variabili. Questi piloni di sostegno possono essere alti anche 20. Cioè, avete chiamato qualcosa tipo pizze? Io no, avete chiamato qualcosa? No, sbagliato lui. I crocchetti. Due salvatori. Un miraggio, non esiste. E dovete immaginare che queste operazioni che si fanno più o meno sempre con lo stesso tipo di sensore, un sensore a ultrasuoni. Sapete come funziona un sensore a ultrasuoni? Lancia un suono non fortissimo, scusate, è un suono che non impercettibile e aspetta che torni indietro e calcolando quindi esatto. quanto tempo ci mette a tornare indietro riesce a... Corso di ingegneria. No, in realtà matematica, però ho fatto proprio quel minimo, alle medie feci delle scemenze proprio con quei robottini della Lego che avevano sensori infrarossi, ultrasuoni, quindi quello Una sapevo specie di fare. Lego Libia fatto. Così si chiama Master, no, non mi ricordo più come si chiama, però alla fine era sempre però con i sensori ovviamente fare il piccolo robottino, ovviamente tu lo potevi costruire, anche quella è la cosa interessante, era costruirlo, farlo muovere, per esempio muovere e sapere anche se sta andando a sbattere contro un muro usando gli infrarossi o gli ultrasuoni
e quindi farlo girare. Vabbè, era una scemenza incredibile. Vabbè, no, però hai descritto bene il funzionamento del sensore. Sì. Così. Io la tesina per esempio l'ho fatta sulla robotica proprio perché era simpatica, perché feci questo corso. Ti è Quindi... rimasta bene, diciamo. Sì, esatto, mi è rimasta L'hanno bene. descritto bene il sonar o il sensore ultrasuono fa questo, genera un'onda Poi sonora. sono anche più distretti. Sì. Bravissimo, esattamente, questa è un'altra cosa che Solo in quanto tempo, ma in che forma lo ritorna, Esatto, insomma. esattamente, quindi permette all'animale o al pipistrello o anche alla balena, ai delfini, penso ai cetacei comunque, di misurare la distanza tra l'animale ed eventuali ostacoli che ci sono all'interno, in quel caso dell'acqua, del pipistrello chiaramente in aria. È un sensore che viene utilizzato appunto in questi casi per misurare lo spessore del materiale, perché chiaramente l'onda sonora che cos'è? È una forma di perturbazione di energia che si propaga attraverso dei mezzi elastici nell'aria ma anche attraverso le pareti. Ok? Come diceva il vostro collega, quando a un certo punto non può più andare oltre viene riflessa e quindi torna indietro. A seconda della profondità del materiale, della densità, quindi anche della granularità, il tempo che ci mette l'onda a tornare indietro cambia. Si conosce qual è il tempo che ci dovrebbe mettere l'onda per una parete perfetta, come storia dell'arte, si fa un confronto con quanto tempo ci mette realmente a tornare e se questo valore magari è molto più basso, è molto più veloce di tono perché magari c'è meno materiale, lo spessore è diminuito, allora vuol dire che bisogna intervenire. È un principio di funzionamento molto basilare. Okay? E viene utilizzato soprattutto nella robotica, a parte per queste ispezioni, ma viene utilizzato anche per la navigazione dei robot sottomarini. Cioè voi dovete immaginare, l'ha detto anche il vostro collega, un robot su vuoto, per esempio, un rover, ma anche il robot aspirapolvere ruba, si muove nella stanza o come fa da solo, ma come fa a capire che non deve andare a sbattere sul divano, non deve portarti il piede? Perché ha un laser, ha un sensore, ok? Funziona allo stesso modo, cioè genera un'onda di luce e aspetta che torni, misura il tempo e calcola dal tempo la distanza. Ok? E questo misura, il sensore laser permette al robot quindi di capire la distanza tra esso stesso e gli oggetti che lo circondano. Questo tipo di sensore purtroppo in acqua non può essere utilizzato. Non per problemi di elettronica, non è tanto quello perché uno lo potrebbe cablare. Il problema è che quando questo tipo di sensore viene utilizzato in acqua, la luce non interagisce molto linearmente con l'acqua. A profondità elevate. Esatto, cioè l'acqua viene rifratta, la luce viene rifratta in acqua, quindi l'onda ritornerebbe in maniera, darebbe anomala, esatto, con dei falsi positivi e poi dovete immaginare che l'acqua non è cristallina. Cioè, bravo, quando vai ad una certa profondità e ti avvicini soprattutto al fondale, l'acqua diventa torbida, quindi la luce viene filtrata. Quindi non si può utilizzare quel sistema per navigare, cioè per muoversi evitando gli ostacoli. E si utilizza appunto il suono, che poi è utilizzato dagli animali, viene utilizzato anche dai sottomarini, quindi non è qualcosa che si inventa la robotica, però è il sensore che utilizza. Ora vi faccio vedere un video che ricapitola un po' tutte queste cose, forse c'è un audio, non so se si sentirà, ma non è fondamentale. Allora, questi sono esempi, questo è il famoso robot che vi dicevo prima, che fa la manipolazione senza andare a disturbare il sonno. Questo è un esempio invece di robot manipolatore che afferra al volo un oggetto utilizzando un sistema di telecamere. Questo invece è un robot, questo lo avevo un po' di tempo fa. Questo è l'esempio che vi dicevo prima, vedete il robot, scusatemi, toccato, devo solo stoppare, che questo devo fare, vabbè, li rivediamo un secondo. Questo ad esempio è un task, vedete, in cui il robot deve mantenere bilanciata quest'asta, è un pendolo. Qua abbiamo una telecamera che tracca il movimento della palla e calcola con un algoritmo che non ha niente di intelligenza artificiale dove si deve andare a mettere per afferrarlo. Qui c'è un algoritmo, un'altra volta io. E questo invece è quello che dicevo prima, blocchiamo un secondo. Come potete vedere, la professoressa, questa è Fanny, Fiducello, all'epoca era una ricercatrice, questa professoressa, sta toccando il robot, ok? E il robot non le fa nulla. Tra poco vedrete che lei spinge il robot e il robot si muove nella direzione di spinta. Perché? Perché questo è un robot di quelli che vi dicevo prima, un cobot. È un robot fatto per interagire con gli esseri umani, perché integra dei sensori di forza
come in questo caso, che permettono all'essere umano di spostare il robot dove vuole. Questi movimenti, vedete, cedevoli, io spingo il robot si muove, non sono scontati. I robot industriali che vedete alla Fiat, una volta la Fiat, quello che c'è, non le fanno queste cose. Non interagiscono con l'essere umano, non potrei mai toccare un robot, spingerlo nella direzione di movimento e soprattutto non fargli Lui che male. interagisce sul fatto che ti è stato È toccato. lui che ti spinge, cioè sei Sì. tu che cedi al robot, ferendoti o morendo, perché poi Sì. le forze sono quelle. Questo invece è un caso di, come vi dicevo prima, manipolazione non prensile, in cui vedete lo stesso tipo va bene di robot che ha una specie di piatto e muove un oggetto sopra. Vedete, qui non c'è una mano, il robot non ha una mano alla fine. L'organo terminale è un piatto, ok? Cioè è un oggetto piatto, appunto rettangolare. Il compito di manipolazione qua è far muovere questa scatola o questi oggetti che vedete sopra senza farli cadere dal piatto. È manipolazione perché io sto applicando delle forze su questo oggetto, lo sto facendo muovere, ma non c'è una chiusura. Ok? Questo è l'esempio di manipolazione non prensile. In particolare, vedete, quello a destra è proprio il caso del cameriere che trasporta un vassoio con una tazzina da caffè. Ok? Questo è un altro esempio, la stessa cosa, di far muovere questa palla su questo piatto. E questo è l'esempio che vi avevamo detto prima del robot. Vedete tutti che sta facendo la pizza. Ora, la particolarità qua, vi ripeto, non era che il robot dovesse fare la pizza, ma che il robot interagisse in maniera fine con la pasta delle pizze, apprendendo magari anche dei movimenti. L'avete visto il pizzaiolo? Vi faccio vedere un attimo questo, ci ritorniamo un secondo che è interessante. Questo va solvente, il movimento del pizzaiolo. Esattamente, sta replicando i movimenti del pizzaiolo che indossa una tuta, un X-Track si chiama, c'è una tuta che cattura i movimenti, c'è una tuta che ha dei sensori, ok, di posizione e che mappa la posizione rilevata da questi sensori in un modello cinematico, cioè in un modello di torso umano, con le braccia, con le mani, e quindi mappa i movimenti reali, i movimenti di un essere virtuale, diciamo, che poi vengono, diciamo così, passati al robot che li deve replicare. Non è proprio una vera forma, questa è un po' vecchia come cosa, cioè una decina d'anni, non è una forma di intelligenza artificiale, è semplicemente una forma di replicazione, cioè io prendo quei dati, il robot replica esattamente quei movimenti specifici, non li generalizza. Cioè, cosa voglio dire? Il pizzaiolo fa così e anche il robot fa così. Poi il pizzaiolo muove il braccio così, il robot lo muove allo stesso modo. Ok? Un algoritmo di intelligenza artificiale non fa questo. Vede tutti questi movimenti, poi gli dice che deve fare la pizza e lui trova i movimenti suoi nuovi per fare la pizza che siano migliori sotto determinati punti di vista dopo aver visto tutti questi movimenti del pizzaiolo. Quindi fa una sorta di generalizzazione, astrae. Peraltro questo è il pizzaiolo, non so se avete mai mangiato la pizza La Notizia, la pizzeria La Notizia al Vomero, sta a Napoli. Vabbè, una pizzeria tutto. Quello è il proprietario di questa pizzeria che diciamo, questa cosa ha così prestato a dare la sua arte. Sì. Sembra fissata con l'intelligenza artificiale, però. Quindi per esempio per addestrare un robot. Sì. Potete dire robot, io lo dico nemmeno più ai corsi, almeno a quelli che non sono di automazione, perché capisco che dentro di noi la parola. Diciamo più pizzaioli dovrebbero mettere una cosa del genere perché Esatto, se tu volessi insegnare ad un robot a fare la pizza, la cosa migliore sarebbe prendere questi dati da diversi pizzaioli cioè che dovrebbero indossare una cosa del che dovrebbero genere. indossare un qualcosa del genere, quindi prendere tutti questi dati di movimento, tantissimi, tanti, e poi passare all'interno di una rete neurale. Sì. Li utilizza per far emergere, si dice, una policy. Questa policy è un algoritmo che rappresenta il compito di fare la pizza. Questa particolare classe di algoritmi di intelligenza artificiale si chiama proprio imitation learning, cioè imparano imitando, prendendo dei dati cinematici dei movimenti, cioè questa forza. Con l'intelligenza artificiale banalmente, cioè si potrebbe pure bypassare questa sorta di motion capture. Esattamente, cioè... tu lo puoi fare, l'intelligenza artificiale ti permette di farlo in diversi modi. Un altro modo è di scrivere delle simili reward function
c'è delle funzioni di premio che descrivono il compito. E poi gli hai fatto bene, non hai fatto Esatto, bene. È così. esatto. Però che questa Quindi volta lui fa dei tentativi, tentativi. dice ho questa reward, faccio tanti tentativi, il mio obiettivo ad esempio è massimizzare il premio, faccio così, il premio vale 5, faccio così, vale 3, faccio così, vale 10, ma ne ho detti 3, ok, qua vale 10, mi fisso su questo qualcosa che mi ha dato il valore 10 e riparto da qui, scarto le altre due possibilità, perché e poi va così via. Quindi lui praticamente impara da queste reward, trova la direzione che massimizza il premio. Io posso immaginare che però un processo del genere avviene però prima digitalmente, se no non... Sì, ma noi infatti non immagino che mettono veramente a fare... No, tu queste cose qua le fai in Tu prima di simulazione. simulazione, esatto, li simuli digitalmente, vedi come va, insomma. Ci sono degli ambienti di Anzi, immagino simulazione. che soltanto da quello che mi ricordo, alla fine io non ho mai studiato veramente, ho visto un mucchio di video e cose così. Quindi, però da quello che mi ricordo, quando fai il machine learning di questo tipo, molte volte mandi tantissime situazioni in contemporanea, Sì, quindi di conseguenza quello fare... a cui tu fai riferimento è particolarmente una suite di addestramento che si chiama, penso sia sempre l'unica, non so se siano delle cose, Isaac City. Isaac, in realtà si chiamava una volta Isaac City, si chiamava Isaac, Jim Isaac, sì, poi si è chiamato Orbit, cioè praticamente la suite di addestramento di Nvidia. Sì, ma quella È una palestra di addestramento in cui dai 4.000-5.000 robot che simultaneamente fanno, cioè Ovviamente hanno cambiando lo stesso obiettivo e poi provano, Esatto. incastrano diverse, Esattamente. provano diverse Questi robot che combinazioni. provano a fare la pizza Sì. in maniera differente e poi man mano imparano sempre meglio, Sì. quindi parallelizzi l'apprendimento. Ma per esempio il mio professore a lezione parlò di questa cosa della punizione del premio, ma io non ho capito nel pratico, cioè l'intelligenza artificiale come fa a capire qual è il premio e qual è... Cioè noi abbiamo la... No, noi gli diciamo a un certo Questo è il punto... premio. Diciamo, Sì. Cioè se è così allora tu valuta un Esatto, il premio. termine capire lo dovete sempre utilizzare con molta, diciamo, cura. Là non si discerne un valore alto capisce. da un valore basso, cioè a livello Ci di sono delle informatica. funzioni matematiche, ci sono degli algoritmi di ottimizzazione, che significa che massimizzano o minimizzano dei numeri, delle funzioni. Questo fa. Tu gli dici guarda, per fare questa determinata cosa, cioè io vorrei, mettiamola così, che tu facessi questo compito. Questo compito io te lo traduco In matematicamente come la massimizzazione di questa funzione. Quindi lui impara a massimizzare questa funzione facendo dei tentativi. Solo una cosa, in questo caso, dove prima non c'era tutta questa intelligenza artificiale, cioè una volta che il processo di puntare la pizza viene appreso dal robot, cioè il robot dopo che ha fatto questa cosa il pizzaiolo con i sensori riesce poi a essere indipendente a fare la pizza. Non so se... Sì, no, è chiaro. In quel momento lì potevi disaccoppiare chiaramente il robot dalla persona, cioè nel senso non è che il robot si muoveva parallelamente al pizzaiolo, cioè non devi immaginare una situazione in cui il pizzaiolo là si muove e il robot si muove insieme, no, tu potevi banalmente prendere questi dati, registrarli, metterteli da parte e poi replicarli sul robot. Quindi il robot era capace di fare la pizza da solo, nel senso che non insieme al pizzaiolo dall'altra parte. Però come ti dicevo prima, faceva esattamente gli stessi Basta che gli sposti la movimenti. ciotola del sugo a lui destra non di lo 2 fa- centimetri, lui va a Esatto, prendere esatto. roba a casa. Magari ok, puoi metterci delle condizioni perché lui se vede che la pizza si sposta la va a prendere, la riporta là, però poi i movimenti che farà lì saranno sempre esattamente questi. E quello che ti dicevo prima, non ha la capacità di generalizzare. Cioè, quello che se tu vedi un pizzaiolo umano, la pizza ogni anno, tra 1000 pizze che ti fa, i movimenti che fa non saranno mai esattamente gli stessi, saranno simili, ma una volta il braccio, il gomito sarà così, un'altra volta sarà così, un'altra volta sarà così, un'altra volta prima la stenderà così e poi la stenderà così, un'altra volta invece prima la stenderà così e poi così. Il risultato finale è sempre lo stesso, ma di volta in volta, a seconda di come lui si trova con la postura, a seconda di tante cose cambierà il movimento. È la stessa cosa il robot, a seconda di tante condizioni
ambientali potrebbe cambiare il modo di fare questa cosa. Però lui sa, la policy è fatta in maniera tale che alla fine lui la pizza te la fa, anche cambiando l'ordine dei movimenti, generalizzando. Diciamo uno dovrebbe riempire l'algoritmo di controllo. No, non è più che altro, sì, nel senso non lo devi riempire di controlli, tu dici nel caso dell'intelligenza artificiale, no, lo devi riempire di dati, gli devi far vedere tanti casi. No, intendo dire nel caso in cui appunto il piatto sta qua e non qua. Ah sì, allora diventa tutto molto più complesso. Sì, complicato. esatto, devi metterci delle istruzioni, però ti devi anche rendere conto che un qualcosa che viene costruito in questo modo, con delle istruzioni sequenziali, non può tenere conto di tutte le possibilità. In realtà nemmeno un algoritmo di AI tiene conto di tutto, perché non è che generalizza sempre in un contesto, però in quel contesto della pizza generalizza molto meglio di un algoritmo che gli puoi dare tu. Poi si potrebbe entrare nei dettagli qua e dire che è meglio una cosa così, però diciamo il concetto è questo. Quindi questi movimenti sono appresi dal pizzaiolo. Questo è un esempio invece di mano robotica, che sfrutta delle sinergie, cioè sinergia posturale significa far muovere tutte le dita simultaneamente, sono dei concetti che nascondono dalla meccanica, dalla cinematica. Questi sono dei sensori che permettono appunto di comandare una mano anche in assenza dell'arto. E questo invece è un esempio appunto di robot chirurgico. Queste interfaccianti, vedete le due cloche che avete visto, permettono, se comandate, di far muovere il tool, cioè l'end effector del manipolatore. Ora questo non è un tessuto umano, non era un pasetto, era un pannoccio di plastica, di gomma su cui c'era l'inserzione, vedete, di questo uncino che praticamente è un'operazione di sutura. Immaginate che si parte dalla sutura, si parte da quello, si impara. Poi è bello che il braccio robotico, l'end effector, replica i movimenti che io gli impartisco utilizzando questi cloche, questi joystick, che mi ritornano anche appunto il feedback di forza. Quindi se a un certo punto, come posso dire, il tool va a finire all'interno di questo tessuto in maniera impropria, io sento che sto spingendo in una direzione sbagliata perché sento la resistenza del materiale e mi fermo, torno indietro e lo curvo magari, come in questo caso qua. Questo è l'esempio di simulatore, vedete, questi sono dei simulatori che possono essere utilizzati per addestrare questo tipo di algoritmi. Si possono utilizzare anche per le cose più... Questo è per la colonscopia invece. E quello che vedete adesso è un esempio di soft robot. Vedete questo tubo che viene fatto passare all'interno del colon, alla cui estremità ci può essere sempre un sensore, una telecamera che permette di visualizzare ciò che c'è all'interno e di effettuare delle operazioni. Questi sono invece dei droni sviluppati per operazioni di soccorso, di salvataggio. Questo è il professor Siciliano, questo è il professor Del Piero e questo è il robot che vi dicevo prima, cioè un drone con un braccio in cui alla fine di questa piastra c'è un sensore ultrasuoni che permette di misurare lo spessore, come in questo caso qua vedete, di un cavalcavia. Questo invece è un altro caso molto carino, era l'esempio di lo faccio rivedere, si chiama BIRT Diverter. Dovete immaginare anche qui che sulle linee di trasmissione dell'alta tensione, quindi quando vedete quei tralicci e quei cavi che trasportano l'energia dalle centrali alla città, debbano essere montati di tanto in tanto questi BIRT Diverter, che sono delle specie di anelli di vetro, di materiale non conduttore ovviamente, che servono come dissuasori per gli uccelli. Cioè si deve evitare che gli uccelli siano una appollaiato che in realtà sono sì, esattamente. Per fare questa cosa a queste altezze elevate c'è bisogno, anche qui come nel caso di prima, che qualcuno ci si arrampichi, ci si cali e li muove. Si fa andare il robot quindi va in corrispondenza della linea di alta tensione, fa muovere il braccio e il braccio aggancia questa specie di acchiappasogni, non so se ce l'avete presente, questi anelli, questi cose un po' barocchi, questa è la stessa cosa. Poi usando un robot. Questo è l'esempio, scusami, questo è l'esempio che vi dicevo prima della spessometria. Stai dicendo, usando un robot
penso non si debba nemmeno passare l'attenzione del traliccio, no? No, perché se il materiale isolante non ci sono problemi. E quello che avete visto invece prima è un robot per, diciamo così, il mantenimento delle piattaforme offshore, cioè un robot che praticamente che fa? Viene installato in una piattaforma offshore petrolifera dismessa, intanto parte dalla piattaforma, ma lì dintorni inizia a campionare l'acqua, cioè a prendere i campini d'acqua per vedere se l'acqua è contaminata o meno. Cioè, come voi sapete, quando si dà la concessione per fare le trivellazioni, a un certo punto la compagnia petrolifera deve garantire che quando l'impianto viene dismesso si deve occupare dello smaltimento dei rifiuti e della bonifica ambientale. Sta bonifica significa non solo fare delle cose come levare, pulire, purificare, ma anche andare a misurare, a prendere dei campini d'acqua per vedere qual è lo stato ambientale. E costa anche questo mandare qualcuno a fare queste cose. Quindi si manda il robot che vede un robot anfibio, cioè vola, poi va in acqua, si poggia, ha tutta una carcassa, diciamo, galleggiante, una specie di salvagente, poi sotto cala un verricello, prende un po' d'acqua e poi se ne torna nel suo box sulla piattaforma e invia i dati ad una centrale che sta dall'altra parte. Dice, oh, il livello di che ne so, Torbidità. Sì, di pH, sì. di plancton è Composizione questo, chimica composizione dell'acqua. chimica, ci sta troppo metallo, troppo piombo, troppo questo, troppo quell'altro e così via. Va bene ragazzi, io ve l'ho impostata così la presentazione, su una presentazione più del laboratorio che della robotica in generale, però se avete delle curiosità sono... Qualche altra domanda, qualche altra curiosità, qualche... A che punto siamo? Cioè, nel senso che... Qual è il punto morto. Punto morto. No, Ok. scherzo. In che settore specifico, cioè in che ambito specifico? Forse quello che mi interesserebbe di più è la capacità di generalizzare di un robot. Robot, però robot. vabbè, non preoccupare, no, volevo... Facciamo finta che sia la francese. Comunque, la capacità di sopravvivere in uno spazio, ok? Capito. Senza inciampare, cioè, capendo e agendo non come un umano, ma avvicinandosi. Allora, abbiamo fatto un gioco di parole, di passi da gigante, però non siamo ancora a quel livello là. Vi faccio un esempio.